Zambon nasce nel 1906 a Vicenza, con una storia, come spesso avviene, una storia prima di tutto umana, di questo ragazzino Gaetano Zambon che tredicenne rimane orfano di madre, sente forte la vocazione verso degli studi scientifici, quelli di farmacia in particolare, e trova una nonna Sella, da parte di madre, che lo aiuta negli studi perché il padre, commerciante in granaglia, non lo vede di buon occhio, pensando di più alla continuità del suo business. Poi però la vera internazionalizzazione arriva con la seconda generazione, quella di mio padre, di Alberto Zambon, che ha fatto molto in campo sia di ricerca che di internazionalizzazione, perché le due cose sono molto legate. Siamo oggi in 84 paesi in giro per il mondo in cui sono presenti i nostri prodotti. In che cosa si differenzia? È un'azienda familiare che porta lo stesso cognome della famiglia, certamente una forza nei valori che quella famiglia esprime, che sono il collante sia della famiglia che dell'impresa e che la famiglia condivide con tutti i collaboratori. Proprio in questo indirizzo etico, specie in un settore come il nostro dove viviamo il grande senso di responsabilità di occuparci della salute delle persone. In Cose Veneta credo nella tenacia e allo stesso tempo nella determinazione con cui salvaguarda l'indipendenza e direi anche la volontà di misurarsi sui fatti più che sull'immagine, sulle parole. La scienza porta al progresso scientifico, porta al cambiamento ed è quella magica bilancia tipica dei farmacisti, se vuole, che coniuga tradizione su un piatto. Tradizione sono i valori, sono le proprie radici, riconoscere il DNA dell'impresa e muoversi in questo cammino che appunto fa dello stile etico, perché è collegato al tema della responsabilità che dicevo prima, rispetto a invece la necessità o l'essere delle cose che porta al cambiamento. Senza impresa non ci sarebbe salute perché non ci sarebbero farmaci che, ricordiamoci, hanno allungato il periodo di vita, soprattutto su patologie terribili, perché l'impresa è l'unico luogo in cui si trasformano le idee, i progetti in realtà accessibile. La Fondazione Zoe nasce nel 2008 perché abbiamo sentito forte la necessità di restituire ciò che avevamo ricevuto, in particolare al territorio.